frate. Oh, bella living. Che mi dici, fra? Non rientri più? Fra, sinceramente, sto qua a cazzeggiare. Oh, bella boss. Benvenuto, fra. Mi lasci l'auto a quella viola. Frate, mi piacerebbe. Quella è troppo bella. Però sto un attimo qua, sì, ma non faccio granché, cioè nel Tanto senso... hai abbandonato. Ma non ho abbandonato, ci sto ancora. Sto qua un po' a cazzeggiare con i ragazzi, tant'è che vado un po' in giro, vado a sistemare. Vabbè, lo so che la mia macchina è troppo bella, la vuoi. Salve. Oh, fra, guarda una roba, aspetta, dov'era? Che sta casa è gigante. Qua. Sì, qua ci sta il telecomando che io praticamente faccio così, uso e mi esce sta roba. Poi dovrebbe fare... aspetta, qua. Vediamo se riesco a pescare una cosa di... Quanto costa questa casa? Ah, fra, non lo so, onesto. L'hanno preso i ragazzi. L'hanno preso i ragazzi... Ah, ho finito i video pubblicati. Cavolo. E quindi l'hanno scelta È di loro. Felice il boss. Sì, penso l'abbia smezzato con l'altro boss. Cosa posso mettere? Vediamo. E bit giusto? Sì, sì, è bit, è bit. Ah, ti faccio vedere questa roba Io qua. sono Valerio Lopez. Oh, bella, bella. Crea link. Vediamo se funziona sta roba. Aspetta che non vedo più nulla. Ah, ok. Ok. Vediamo. Non ho mai capito se funziona. Ah, sì. Oh Stai no. mettendo la tua live sulla TV? No, fra. No, la live non me la fa mettere perché praticamente mi dice... che mi dice? Andiamo. Stavano sti due un'ora per fare una live. Hai visto che ci si è messo un sacco. No. È il Mexican, mio fratello. Dove andiamo? Dicevo, forse non Appunto. si può mettere la live, non so perché. No, no, in realtà no. Tira Basta qua, entrare. vediamo. Facciamo un Urla. salto al ghetto. Qua. Vedi? Non so perché, non me la fa mettere la live. Odio sta roba. Anche se metto tipo... Come si chiama? Twitch. Non lo sa perché. Non lo so, c'è dice. Forse perché è in diretta. Eh sì, no, però i ragazzi ieri, se non sbaglio, hanno spammato una live di un altro. Fammi vedere. È solo che purtroppo quando la metto io mi dice che... Vedi, ora provo. È solo che purtroppo quando la metto io mi dice che... Vedi, ora aspetta che muto. Vediamo. Vedi, non me la fa mettere. Hai visto? Mi dice tipo che essendoci un contenuto per adulti... Ah, aspetta, interagisci con lo schermo. Che pollo che sono. Vediamo. E niente. Qua, confermo. Vabbè, va, mi ha rotto il cazzo. Prendiamo una a caso. Se metto quella roba della città di Roma, qua mi distruggono. Quindi meglio evitare. Va, mettiamo così. E niente, non va. Vabbè, ma ha rotto il cazzo. Vediamo.
Però vedi, comunque devi stare sempre qua per poter, come dire, usufruire della TV, cioè non resta sempre accesa. Questa cosa mi dà un po' fastidio. Un attimo fastidio. Vabbè, video di qua non ne ho, raga, mi dispiace. Però l'intro di questa città, fra, mi piace un sacco. Dimmi quello che vuoi. Niente, qua niente. Interagisci. Vabbè, vabbè, ma ero tu, cazzo. Poi non ho neanche la macchina, living. Che palle. Vabbè, è un po' stupida. Puoi giocare a biliardo, puoi fare un sacco di roba. Salve. Pam, 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 pam. Oh, mi hanno scritto? Cosa mi hanno scritto? Niente. Vabbè, andiamo a fare un giro. Bam. Ci sta perché ci stanno questi qua, capito? Che non pensanti, quindi la macchina non la devi avere per forza. È buona sta roba. Oh, è macchina di merda. Vabbè. Is this a flashback? Ah! Blood-sucking bastards. Infatti, guarda. Bastardo! You're a no Oh cazzo! man. Yeah, yeah. Who are you? Aspetta, metto la radio. E la radio dovrebbe essere... non mi ricordo mai niente qui. Dovrebbe essere... Qua? 100... radio. Check radio. Buono, buono. Paraparam, param, param, pam, pam, pam. Ma raga, ma dov'è che siete tutti? Sì, ma uno alla volta, che cazzo. Fra, io sono appena uscito dalla casa che sto andando a prendere una roba da mangiare. So Vito. Oh, pizza e me, dove stai? Siamo usciti dal campo, stiamo tornando a casa. Vabbè, allora ti aspetto qua, va. Cazzo di braccia. Quanti soldi tieni? Quanti soldi ho? Beh, ci credi che non c'è una lira. Dal conto corrente, cioè dal... Boh, sai che non lo so. Vabbè, il conto corrente ho $1000 tipo. Qua ho... 161.000 $. Con cazzo. A differenza di Roma. Là c'è i conti un po' carichi. In realtà mi basta vendere la macchina per guadagnarci più. Ma boh.
E niente. Stronzo. Struzzo. Bella la villa. Sì, però. Pomodoro. Marco! È tutto il pomeriggio quando non ci sto io, che vuoi? Senti bello. Questi 2 piani, c'è il garage. Tutta qua, poi vediamo che ci sta qua. Qua vabbè la solita TV che ovviamente non mi funziona. A cagare. Le porte sono un po' stupide qua. Poi ci sta sto tipo giardino con la piscina. Con vista sul Diamond là, sul teatro. Bello comunque. Qui su 2 piani. Non so se si può arrivare ancora più su, ma penso di no, vedo le finestre scure. Belve. Qua. Solita cosa, le porte non si aprono. Vabbè. Oh, poi quando entri in acqua non si spegne la radio, va, guarda. Sì, la volevo prendere, ma tra 4 mesi c'è il Wide e la perdi sinceramente, è da pensarci. Wipe intendi frasi? Tra 4 mesi. Lo so, però in realtà non l'ho presa io, ecco perché, altrimenti ci avrei pensato su Sì, sta sì. roba. Non lo so se Raga, gli c'è altri... Angelo all'uscio, Non Craig. so se gli altri lo sanno sta roba, boh, spero di sì. Ah, Oh, qualcuno che viene a prendere a casa così dall'uscio? Io. Andiamo all'uscio. Vedi fuori. Noi siamo già lì. Fuori, Artemisio. qua... Qui si sale su. Questo penso sia il cesso. Sì, il cesso. Poi ci sta la sala. E poi non so che cazzo sta qua. Da portare. Non sono possibilità da aprire. Aspetta, vediamo. Questo funziona secondo voi? Vediamo. No, anche qua. Troppo bello. Raga, riprovo un'altra volta se funziona. Bello come server, c'è un bel movimento. Sì, c'è molta gente, è vero. È anche interessante. E niente, hanno sparato a qualcuno. Ci sta, non è male. Non è fatto male. E mi sono spostato qua perché c'è un po' di gente, ma come vi ho detto non faccio granché. Ah, ma metto questa. Ah, non so se la posso mettere. Non vorrei rischiare già il ban. Pam, 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 para, para, pam, 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 para. L'unica pecca è le auto costano troppo. Mamma, è vero, fra. Cioè, se non prendi auto di merda, cioè, sai, tipo le utilitarie che tu puoi, tipo, shippare in città, come dire. E se non prendi quelle, oh, il resto, fra, sono tutte costose. Poi vabbè, ci sta anche, tipo La che... meno 60k. Bravo, sì, 60k. Vabbè, 60k, onesto, se ti fai un lavoro alle pietre che ti dà 60.000 ogni 300 pietre, cioè ci sta pure, volevo dire, non è malaccio, va. Però gli altri che non funzionano, capito? E gli altri oh, bah, E sì, io ragazzi. pietre faccio. Ah, ok. Sì, però è, cioè, è molto noioso. Mamma, è noiosissimo. Io l'ho fatto un paio di volte. Cioè, quei soldi che ho è per le pietre, non per altro. Ha voglia. Però stare là a spaccare le pietre. Che palle. Ah, forse ci siamo anche incontrati, non lo so. Se stai lì spesso può darsi. Salve. White Widow. Si devono fare impicci.
Ah, ok. Non lo so di sta roba, poi magari se è possibile me la spieghi. Sti infami di merda che mi hanno fregato la macchina. Beh, se possono essere utili a sto punto spiegamelo. Sono interessato. Se c'è la possibilità di farli più veloci, no? Ah, io odio sta macchina di Holy! No! no, lo show. Yeah! Ah, che cagare. Castellone. Qualcosa sotto mano ce l'ho. Coglione, dove sei, Cerignola? Oh, se mo calmam, da sorte a tanto. Ok, dude. Parla italiano, Cerignola. Il colerato non lo voglio come lingua nella chat. Qualcosa sotto mano ce l'ho. Cerignola, ma ce l'hai tu l'SMG? Se è interessante ci sta. No, fratello, è serio, perché se non ce l'hai tu è scomparso pure quella. Te lo giuro! Fratello, allora è scomparso un SMG. Quel giorno ho detto pure, ma anche cazzo gli avvoltoi a prendere gli SMG. Figa gli avvoltoi. Cerignola, se me lo ridai te lo giuro che metto la scritta della Cerignola. Non ce l'ho! Lo spero per te. Te lo giuro. Ti toccherò nelle parti intime per vedere se è vero. Devo vedere un attimo perché qui non... cioè in realtà non mi hanno pagato ancora nulla, ora non so come funziona, però a Roma... Sto lavorando X gli arancioni. Ah, ok, per le arancioni, ho capito. Sì, li ho incontrati qualche volta in città. Vabbè, dai, ci sta. Eh no, vabbè, io ho beccato qualcun altro a spaccare i piedi. E poi non capisci mai se stanno tipo... se non ti parlano perché non sentono, poi vabbè. Non stanno andando tutti quanti allo show, vediamo che ci sta. Io tipo una macchina del genere vorrei, però ma costerà un botto. Sicuro un 500, 600 mila. La povera vita, va. Altrimenti c'è la cosa dell'autobit, però stessa cosa della casa, se poi fra 4 mesi mi sparisce. Perché so che dura un anno. Cioè non dura molto tempo, quindi cioè butterei tipo i soldi inutilmente. Sì, fra 9 mesi dura. Vabbè, sai cosa, che tu comunque 9 mesi, diciamo che la spesa ci sta, se spendi 30 bit, cioè voglio dire 9 mesi è una puttanata. Di più mi darebbe fastidio spenderle. Anche Vanilla non è male andarci. Sì, ma qua sono sempre a rompere sti cazzi. Ah, ok, ci sta. Perché lei hai studiato, vero? Sì, 9 mesi ci sta. Salve. E dove... Ah, qua stanno ballando, che palle. Devo vedere un attimo che fare, onesto, se prendermi la macchina o meno, però bah, se come... non ho idea. Magari vado a un negozio e mi prendo una macchina così. Anche perché non so quanto potrei mai fare. Quello... Salve. Cioè, non so quanto potrei mai fare in questi mesi, capito? Fammi vedere. Ah, questa è la radio. Fa di Nick. Oh, bella Nico. Ah, mi ha chiamato le 4. E non una volta. Nick, 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 Nick. Ma lui ora Your call has in been real forwarded life to an è al versante. Allora, vediamo. your call has been No, non c'è neanche messo. Oh, 1181 € sopra, ci sta.
Comunque fra buon game possibilmente ci potremo incontrare. No, va bene, bravo, quando vuoi, anzi, mi farebbe piacere. Io a Roma conoscevo un sacco di gente, qui pochissimi, però se vuoi ci becchiamo. Savane dolce caramella. Vabbè. Ho finito seriamente di mangiare, che palle. Anche tipo qualcosa da bere. No, forse quello là, no, non è lui. Oh, grazie per i like, grazie mille. Ridammi l'orologio. Gianni! Non c'è Gianni. Che palle Gianni, dai. Vabbè. Vabbè, andiamo a prendere da mangiare. Nuovo Supreme? Bravo, non tantissimo, sto da una settimana circa su Prime. Tu ci sei anche su Prime? Sì, da circa 3 settimane anche io. Ah, ok, bello, bello. Sì, sto qua perché vengo da Roma in realtà. Roma è diventata un po' piena di... Ruolo il ped donna. Ah, ruolo il pad, ok, ho capito. Ci sta, dai. Sto a Roma, però la città è diventata un po' brutta per colpa di cimitero o roba simile, quindi ho mollato un attimo là e poi molti hanno lasciato per problemi loro, va, stanno qua, quindi mi hanno, come dire, mi hanno portato qua, no? Check. Buono. Buono, c'è buono. Torino, non ti eccitare, calmati. Capisco, fatto bene, qua ti diverti se interagisci con le persone. Sì, c'è un sacco di gente che ci sta, Dio. Cazzo fa al casino? C'è un sacco di gente, sì, che conosco già, quindi non è un problema, va, diciamo così. C'era... Salva. Mo mi fottono la macchina. Ah no. Pum.
Salve. Salve, prego. Posso avere qualcosa da mangiare? Un 5-5? Certo, vieni. Sì. Cadio, Male. andiamo a lavorare un pochettino. Che credo? Ma... Quanto le devo? No, poco buono, poco buono. Ti faccio la fattura, 5. Sì. Però non capisco Andiamo a perché lavorare, non mi fa dai, la va, fattura. Cerigno. Dove? Ma sono passati di trend oppure no? A Ma che voglia. cazzo mi sta facendo? Ecco, ok. Lo dici tu. Aspetta, John. Dove stai andando a lavorare? Non lo so, ora vediamo, andiamo Lì intanto a casa. a... Beh, sì. Ci vediamo a casa tutti, dai. A posto, pagate. Hanno fatto sequestrare il coso, ma Dio madonna, non so più niente. Cocco. No, grazie mille. Grazie a te. Scippa borsa. Acquista ticket tip. Non so che fa, però vediamo. Magari prendo la cosa della ruota della fortuna. 10k. Mangiati così a chiacchiere, secondo me. Lucky Wheel. Contanti. Che cazzo di... Ah, qua viene 15.000. Devo andare a chiedere giù, eh. Non voglio sprecare i miei soldi a chiacchiere. Oh, salve. Ma scusi No, la domanda, tranquillo. ma per comprare le fiche e per giocarci la fresca, no? Come si fa? Le fiche devi comprare? Sì, vorrei un attimo giocare a poker. Qui sopra, alla cassa là sopra. Ci sono le mie perfetto, colleghe, perfetto. può Ok, cambiare perfetto, direttamente perfetto. le fiche. Sì, mi dica, mi dica. Volevo sapere, ma i ticket per la ruota costano quanto? E sempre dalle mie colleghe. Ah, le lì, prendo. sempre là Vabbè, sopra? grazie mille. Buona serata, Ok, grazie. Ah, vabbè. Papam, parapapam. La borsa troia. Mm. 15.000. Infami. Sono curioso di provare, va, vediamo. Beh, peccato che lo fa con tutte, guarda. Mm. Che cazzo... Vabbè. A questo sta nascosta.
Uh. Io è muerto. Ah, che palle, no, no. Come non ho frenato alcun veicolo? Che cagata è? Gioca. Gioca. Ah, gioca. There it goes. The lucky wheel is spinning and another fabulous prize could be won. Ma un bel 30.000, va. Di lusso, di lusso. Oh, oh. Ma vai a cagare, vai. Mamma. 15.000 fish. Posso mettere nel portafoglio, vediamo. Ma vabbè, dai. Meglio di niente. E niente. Vabbè, prendiamoci la macchina di merda qua, vediamo. Sono chiusa. Come cazzo fanno ad essere chiusa? Ah, ok. Oh, Gianni Sporch! Mamma mia quanto è bello! Fuori legge! Allora, andiamo. Macchina di merda. Gianni? Non fa le vite. Un po' pericoloso per San stare Gabriel, qua. Della casella della polizia, va. Fuori legge! Para, para, para.
check. Buono, potete venire tutti a casa un attimo. Va bene. Ragazzi, sto per fare una cosa incredibile, non posso. Cazzo, Fast and Furious, lo conoscete? Levatelo. No, devo andare a prendere un attimo da mangiare, arrivo subito comunque. Va bene, capo. Check. Buono, buono. Buono. Che è stato a fare? Che cazzo è stato a fare? Campio furti, raga. Non ho la pistola. Non ci sia nessuno. Però che palle fare qua. Oh cazzo sta qui. No, ci sta il tizio. Radio? Buono, vieni a casa. Buono. Calmo, Quelli che però, stanno in città fuori casa, se potete venire, casa, no, se potete tutti venite a casa, grazie. tutti a casa. In piscina dietro. Che merda. Fuori legge. Timo, che cazzo fai? Madonna, ma potrei essere... Non posso parcheggiare lì? Ma dove vuoi andare con quella merda, frate? Madonna. Prendo la pistola, con... Tutti qua dietro. Arrivo, maresciallo. Raga, arrivo, ho incontrato il soggetto dell'anno in città. Perché adesso? No, ho incontrato un soggetto in città che mi stava facendo pisciare dalle risate e sto arrivando a casa. Fa piacere, sono contento che ti diverti. Grazie, ti amo, un bacione. No, sono solo del P8. Bestia, è successo qualcosa? Mi devo preoccupare oppure... Frate, troppi domande. Dobbiamo Tu- fare il wipe, Ma vieni. stanno a ascoltare, Simo. Frate, Arrivo. tu sai cosa devi fare? Tu stavi andando bene perché non hai chiesto cosa succede. Tu vieni a casa, poi lo scopri. Arrivo. Magari non ti portare quello lì dietro, però. No, vabbè, minchia, non sono... Non sei? Fai il nome? No, non si può dire. Si può dire, si può dire. No, non si può dire. Dai, vieni, dai. Sono arrivato quasi.
Scusa, anche sono vestito di merda. E nel senso, l'abito quello apposta, vieni. Se vedete una Lamborghini nera fuori sono io. Oh raga, mi sentite in radio? Sì. È buffata Martina, due minuti che rientra. Poi venite a casa. Sì, sì. Hai un kit di riparazione, tia? Ora? Hai un kit di riparazione per la mia macchina? Boh, forse sì, ce l'ho. Posso? Se andavo per riparare al massimo farà tu, non lo so. Samu, la pistola 50 è tua? La pistola P è mia. Manu, la tua pistola ce l'ha Lisa, la tua. Bog, ti cambi i vestiti. Fratello, cambiati i vestiti solo. Oh, Boxhead, move. Hanno quella che stava nella cucina l'ho presa io. Suca. Come? Suca. Non sei in grado. Guarda, sai moglie di me che non sei in grado. Zitto, quel Cosa, dove cazzo sei? Su ragazzi, tranquilli, voi state giù. So se ti dico. E ti dico che se non me lo colli il radio. Manu, vestiti. Mamma mia che palle. Manu, dai, per favore, non è il momento. Non ti aggiungi. Oh, raga, non vi aggiungete a casa. Allora, se come cazzo dico io, basta. Come cazzo dico io, vieni in giardino. Adesso. Vado. Bella Santo, benvenuto.
Raga, poi quando siete pronti mettetevi raga sulla piscina senza entrare in acqua. Per favore. Ho un brutto Senza ricordo. cadere. Qualcuno è morto in acqua, vi ricordo. Ma voi potete rimanere vestiti normali, eh? Sì, non Tranquillissimi, eravate... tranquillissimi, ragazzi. Più le masche. Ciccio, Ehi, Totò? penso alla finita ora di mangiare, sto parlando un attimo. Ok. Niente, impazione al tetto. Scusa, vieni su. Manu, mettili tutti in riga. Sì. Sì. Tia, Dimmi. felice tanto scendete? No, mo arriviamo, tranquilli. E poi ti devo parlare.
niente, andiamo. Più di 100 è impossibile farlo. Che cazzo. Devo lasciare sta robaccia a casa, va.
Oh, ma pensa, scusa fra. Sì, bella bella Prime, sì, è vero. Apprezzo. Ma se mi dovete venire a dire, io ai campi non ci voglio di andare perché l'ho chiesto prima e nessuno mi ha risposto, ora voglio cazzeggiare, mi sta sul cazzo sta roba. Scusate, Vi dico solo questo. Buonasera. Buonasera, Vieni, vieni, scusate. Bella, vi. Date i vestiti a vita. Perché... E il diretto interessato sa a chi mi sto riferendo. O i Cazzo è diretti fatto? interessati. Un'ora. Come ho detto anche messicano, mezz'ora, un'ora e mezza. Si fa tranquillamente il pomeriggio. No, ma nemmeno. Effettivi 40 minuti, 2 squadre, 6 persone. Vai 40 minuti a stare là, boom, 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 boom. Hai fatto quello che devi fare la giornata. E te lo fai di Che pomeriggio secondo me 40 tranquillamente. minuti, 2 squadre fanno 5 Ma tanto è 6.000. per loro, capito? 5, Cioè, per lo stipendio vostro, raga. No, Cioè, ma sono perché soldi per tanto voi, cioè, non è che... Feli diccelo, poi si pensano forse che noi ci prendiamo i soldi, stiamo guadagnando chissà che cosa dai soldi che stanno facendo loro. E felice fino a mo' abbiamo preso 200.000 euro divisi in 2, 5 giorni fa alla casa vecchia. Cioè Niente, ancora c'ho quelli. non pensate che ci prendiamo i soldi, ci compriamo i full kit, le macchine, le armi per noi. È tutto comunque, come dire, un budget, capito, collettivo per tutti. È vero che vi stiamo chiedendo anche tanto noi, eh. Sì, però Però è per l'unica noi no. maniera, è l'unica maniera per fare soldoni sti cazzo di campi. E per fortuna che qua non si fanno manco una volta a settimana, che pigli il pagamento una volta a settimana. Sì? Immagina se stavi a Roma, a parte 2 milioni non te li davano Devo così. chiamarlo, Ethan, aspetta. E poi era una volta a settimana. Qua per fortuna c'è la possibilità di andare nei ghetti ogni giorno a dare la roba, per prendere 2 milioni al giorno così. Sì, sì, ok, cazzo, i ragazzi sono lì. Grazie, amico mio. Oh, guarda, messicano felice, vi dico una cosa che è successa oggi. Oggi, dopo che sono stato arrestato, prendo la moto, faccio un giro con la moto e vedo che 3 macchine mi iniziano a inseguire. Lo dico una volta, lo dico 2 volte, lo dico 3 volte, lo dico 4 volte, lo dico 5 volte. Oh, solamente ha avuto la decenza Marcolino di venire. Infatti io lo rispetto tantissimo. Marcolina sempre in prima linea, bisogna dire. Ah, Marcolino te lo Qualsiasi giuro, cosa, ma qualsiasi Marco, cosa io sta so, là. Sì, è vero. io ho molto rispetto per Marcolino, perché se c'è di fare una cosa lui la fa. Sono l'unico oggi che ha provato a salvare, ovviamente quelli erano in 4. Se Era non solo. erano 4 gli sparavamo, ma no, però me la prendevano il culo. Lo so Marcolino, tranquillo, Avrebbero fatto doppietta, infatti però va bene. tranquillo. E l'ho urlato in radio 30 volte, alla fine preso e me l'ho rapito. Perché oggi me l'ho rapito. Vabbè. E tu hai collato in radio e nessuno è arrivato? Sì, solamente Marcolino. E dove stavano gli altri? A farsi i cazzi loro. Io non ero ancora in città. Io nemmeno in Nemmeno città. io. Io nemmeno. Io dico, guarda, se c'è Tia posso dire anche davanti qua a Tia. Ciao Tia. No, ci sta. No, ha detto, siccome l'avevano chiamato a desk, lui stava andando a desk, ha posto di venire ad aiutarmi. La polizia.
Ho detto, ah, ma io sto andando a destra. Questo incarico che abbiamo preso perché appunto sapevamo di essere capaci. Dal punto di vista, secondo me, possiamo fare anche il doppio, forse anche il triplo. Però l'abbiamo preso perché appunto sono tanti soldi. E vedrete come sarete contenti martedì quando vi pagheremo. Però devo dire la verità, i primi giorni, questa è una settimana, no, nemmeno una settimana che abbiamo preso casa, giusto? Meno, una settimana. 3-4 giorni. 2-3 giorni, cazzo. 2-3 giorni, 2-3 2-3 giorni. Pensa, mi sembra una settimana per quante Ah. ore ci sto a passare su sta Settimana città. penso stiamo in città. Mm. Penso. No, 10 Sì, giorni, un po' vabbè. di più. 3 giorni che abbiamo preso casa. 3 giorni che abbiamo iniziato a lavorare come mafia, no? C'è stato solo casino. Più anche un infame abbiamo scoperto. Guarda, io sono stato rapito per la motivazione di quell'infame. Non poteva dirlo, perché voleva dirmi sangue blu. Sì? No, no, prendi le 8 pistole quelle che c'ha, vanno bene 9 mm. Sì, va bene, va bene. Grazie. Ciao, ciao. Abbiamo fatto lo schifo a livello di famiglia, ecco. A livello di lavoro, così e così, perché bene o male il raccolto l'abbiamo preso. Però a livello di famiglia, raga, abbiamo fatto schifo. Non ci si comporta così in una famiglia. Chi è che viene da una famiglia qui? Mezzo e mezzo io. Minchia. Vabbè, Guardia di Finanza pure era una famiglia, Lisa. Ah, ok. E niente. È un po' particolare, però vabbè. Sì. Una famiglia speciale. Esatto. Vi comportavate così là? Assolutamente no. No, guarda. Per niente. I vostri boss mi lasciavano tutte sta possibilità di cazzeggiare, fare il cazzo che vi pare. Era così. Il vice boss li mandavate a fanculo quando non c'erano i boss. Prendevate voi le decisioni. Dici la tua, Vito. Ah, vabbè, un po' dipende. Quando avevo... Ci sta pure, sì, sempre a fare i fatti loro, però sempre comunque nei limiti. Sì, Prendevate voi le degli decisioni? accordi Quando c'era che il vostro ci boss decisi. davanti a voi prendevate le decisioni? Dicevate al vice davanti al boss fate i cazzi tua. No, vabbè. Sicuramente non così. Pensa, no? Quindi che intenzioni abbiamo? Continuiamo a fare lo schifo o migliorare a cucinare sto riso e patate come si deve? Che volete fare, raga? Penso che per rimanere qua l'intenzione è una, insomma, no?
Raga, e parlate, ci avete sempre da parlare, com'è che stasera non parlate? Una domanda ha fatto. Abbia, tu che vuoi fare? Io? Sì. Io sembra che ancora appunto non hai risposto a nessuno, non hai risposto. Spero che non me ne sento di Cosa? Alza le corde che non vi sento Non di mi qua. sembra di aver mai Dicevo. mancato direttamente di rispetto. Esatto. E Poi che se comunque... sbaglio ditemelo. Ho sempre portato rispetto a tutti. Vabbè, perché fin comunque. quando uno mi dà, io sto sempre zitto e buono. Ma alla fine Quindi se finché uno non vuole me ne sento rimanere di qua diritto- l'intenzione è una. Cioè, Esatto, Raga, appunto, uno alla volta. di rispettare, certo. Oh, ma se io tutti i giorni sento lamentele, che cazzo? Qualcosa succede, no? Dite loro le lamentele, ragazzi, adesso, non dietro le spalle. Ora, se c'è qualcosa da dire, la dite ora, che? Avete il coraggio? Però dentro ce l'avete il coraggio, ragazzi, eh? Complimenti. Ora che siamo tutti qua, la situazione si può risolvere con le buone o le cattive. Non avete il coraggio di parlare? Grazie. Bene, è tutto a posto allora. Nessuno ci ha dato di nulla. Vabbè, io la mia l'ho detto. Io la mia la sapete, ragazzi. Quello che Non avevo so, da dire raga, ve l'ho cioè, io, boh, continuo a dirvi pure. Ieri vi ho detto sta cosa, i falchi neri, oh dai, ti fomentati. Ma così dove cazzo andiamo? A spare i coriandoli? A capo sotto, semplicemente. Come faccio in questo momento a dire tu vai nella squadra speciale, tu vai nella squadra speciale, tu vai nella squadra speciale? Come faccio io? Non penso proprio che siamo pronti. Se non siamo pronti a rispettare le leggi della famiglia, figurati se siamo pronti a andare a fare i sicari in giro. Che Sì, pensi, Messica? Sbaglio? No, piano piano, poi... Quindi, dai, dobbiamo migliorare, raga. Cioè, Non è tutta una catastrofe, però attenzione, perché io mi ha no, detto Felice, comunque bene o no. male, sta cazzo di erba si fa, e quindi sti cazzi. Fin Cioè, quando capito, però cazzo dobbiamo bisogna migliorare. solo gestire un po' più, quando siamo parecchi di noi, non lo so, si crea troppa confusione, secondo me. Pure perché siamo parecchi, bisogna dire la verità. Immaginavo 10 di loro in una radio, è inevitabile, se ognuno vuole dire una parola, si crea confusione già così. Ma banalmente anche il fatto che tu debba per forza, diciamo, far suonare la radio ogni tanto dà fastidio a molti, capito? Solo quello. Soprattutto usarla per cose importanti, perché là vengono dette comunque anche tante cazzate che chi deve dire magari qualcosa di serio non viene ascoltato, perché prevale poi la voce degli altri. Cioè la radio va usata solo per cose importanti, se non alzate il telefono e chiamate semplicemente. Sì, perché molti poi si trovano a tipo mutare la radio e neanche Sì. a essere utile. Tante volte lo faccio io, ragazzi, che muto la radio. Io sempre sono mutato la radio. Anche io sempre, Perché è te lo impossibile giuro. starci. Hanno la vita Io... sangue blu a te. Sì. Ah, guarda, sono sicuro al 99% Felipe, perché erano tutti vestiti di blu senza bandana. Confermo. Che ti hanno detto? Non lo potresti ricordare però. Dopo un quarto d'ora sì. In teoria. Ti hanno ammazzato? Sì. Mi hanno solamente comunque accoltellato. Sì, non lo puoi sapere. Non lo puoi sapere. Puoi ricordarti il quarto d'ora e basta, poi ti deve sparire. Sì, Cioè, la svanire. GoPro. Vabbè, l'inizio, ragazzi. L'inizio. Questo vi sto dicendo. Ah, Sì, Vabbè, che sicuramente t'hanno sappiamo rapito. che erano blu perché li ha visti Marcolini. Per l'ha visti Marcolini. È riuscito lui a A chiamare in me, radio. a me hanno chiamato, quindi posso confermare che l'hanno rapito. Mi hanno chiesto. chiamato anche a me, però non ero in città. Mi hanno chiesto. Gli ho scritto a Manu, gli ho detto "Oh, ce ne andiamo a fare 2 furti. E mi ha risposto uno che chiaramente non era lui, ma l'avevo già capito. E ho continuato con la storia dei furti. E mi ha detto: Ma quindi siete solo tu e lui che fate i furti? E ho detto: Certo, chi deve esserci? Poi se ha qualcun altro non lo so, ma non penso, siamo sempre insieme. Ah, ok. Felice messicano. Come? Vi dico solo una cosa. Se
qualcuno ha delle lamentele e scopro che sono vecchie, non l'ha detto durante questa riunione, lo sparo, ve lo porto da voi. Voglio chiamare quelli là che trasportano gli organi, lo dico. Perché noi comunque ci sono queste riunioni apposta per parlare, delle lamentele e tutto quanto. Penso Siete sia d'accordo? corretto, penso sia corretto eventualmente esporre immediatamente il problema senza aspettare o parlarne con qualcun altro. A sto punto o ne parli direttamente con lui oppure in queste occasioni, a sto punto In meglio questa farlo. occasione. Ah. Io infatti appena sento una lamentela già vecchia che non è stata detta in questa riunione, oppure una lamentela sulla riunione che non è stata detta mentre c'era la riunione, prendo e lo uccido. E ve lo porto a voi. E poi voi due decidete cosa fare. Ah. Vabbè, secondo me sono due le cose. O si fallisce o si conquista. Andiamo a prendere sti cazzo di sangue blu, dai, facciamogli capire che cazzo siamo. Via, consegna le pistole a chi non ha le pistole. Chi Da l'ha me persa oggi? vengano- Chi è che ha da me- perso la pistola oggi? lo so io. Da me vengano. Come si chiama? Mamma non ce l'ha Lisa la tua. No, io allora tutta la roba di chi non si è Sì. presentato prima ai campi l'ho messa Lo so, tutta in dov'è? cucina. È morto. Pistola, cibo, quello e l'altro. Non ho più niente io. Vabbè, Manu, poi Valerio che non c'è. Ma porca miseria. Ah, devo posare i grimardelli. Vabbè. Valerio che non c'è. Voglio Poi chi me, cazzo Lisa. gli hanno tolto la pistola che sta con me? Messi. Aspetta che non ti riesco a prendere. Ma è pistolo? È 9 mm Ah no, o aspetta, pistola non da P? suono. Certo, amore mio, te lo lascio a terra. Anche io, Marco, anche Vabbè. io. Vabbè, se vuoi usare quello, se quella poi cosa le Ti teniamo lascio per due cose a vedi tu, terra, dimmi tu. prenditela. Nel frattempo poi dopo vado a comprare qualcosa. E non c'ho tanta roba. Vabbè, quindi tienila d'occhio, poi in casa. Mi dispiace se fumo un joint. Io no. E magari siamo in riunione, non so se. Marcolino non l'ha persa. No, io non l'ho persa, ragazzi. Io mi sono salvato in calcio d'angolo. Quindi andate tranquilli. Ah, Marcolino, ma non te l'aveva tolta la polizia? La pistola. I colpi. No, ma non ti avevano fermato dopo, o sto confondendo persone. No, avevano fermato a me, ma siccome avevo il portadarmi non mi hanno fatto un cazzo. Vabbè, ma te l'ho data. No, non li ho i colpi, devi chiedere a Felino. Vai tranquillo, ma potevi fartelo anche in riunione. Però. Vabbè, nessun altro. Avete tutti la pistola? Sì. Perfetto. Ragazzi, siete sicuri che è tutto a posto? Non c'avete niente da dire? Siete proprio sicuri? No, non c'è nulla da dire, Tutti ragazzi. a posto. Io ho detto. Vabbè, a parte chi ha parlato e a parte chi sappiamo che non ha niente, perché non tutti qua dentro diciamo, avevano qualcosa da dire, già si sapeva. Siete tutti sicuri il resto? Tutti quanti? Non penso... Tutto a posto. Io oggettivamente niente di che. Cioè, alla fine la sapete anche la mia situazione, come non è che posso essere sempre presente in città. Leo, tu ce li hai i colpi? Sì, ma... Anche a Leo, Felì. Mister Piotta, ce l'hai i soldi di chi ha fatto i gioielli? Sì. Ok, quanto... Ok, vabbè, poi me ne consegni e... C'ho tutto, l'erba di oggi. C'ho altri gioielli da andare a processare. non lo so. Può essere. Ce l'ho io addosso. Dicevamo... andiamo a prendere i sangue blu, raga. Facciamo solo le corde che stendeviamo. Andiamo a prendere Grazie. i sangue blu. Ok. Andiamo. Mettetevi il vestito dei falchi, però stasera facciamo scena con i falchi. dai. Quindi posso parlare un 10 secondo? dobbiamo essere per andarli a prendere, Ma noi ricordatevi. ragazzi ce l'abbiamo, sì? Raga, Sì, andate ce voi. l'abbiamo quello là nero. Scegliete Felipe, voi. vieni 2 secondi. per Scegliete favore. chi deve andare, se no vuol dire che si cambiano Come? tutti. Dove sei? No, qua, Felipe, vieni. Io devo 3 secondi. mangiare dentro e fuori città contemporaneamente, quindi aspettate un secondo.
Raga, Che bella la loro maschera così. È cazzuta. raga, però sì, ci conviene cambiarci sempre. Vabbè, io mi cambio nell'armadio perché se uno puffa con gli altri vestiti. No, non mi difendo. Sì, sì, però non la c'è cosa che mi ha fatto. Ah, vedi, non sapevo No, sta raga, a cosa. me quello mi ha fatto del culo. Oh, raga, mi sono Niente, stata non troppo siamo- cattiva. No, ho detto bene. Niente, ecco. Cioè, raga, c'è lì tutto il tempo, raga, è quello che mi ha fatto proprio scattare. Non so di chi è perché questo. proprio Io l'ho preso da un borsamento aperto. No, Taco. Feli, dov'è Felice? Aspetta, Feli, vieni al volo, per favore, importante, grazie. Vabbè, ci sediamo qua, aspettiamo, no? State attenti, non mettete i nomi come sono. Io infatti sto mettendo tutti gli altri nomi che non generano un cazzo. Sì, anch'io. Raga, qual è che devo mettere? Tipo, io ho messo tipo Poggio, io ho messo Poggio. Te ho messo altri nomi per non far capire, capito? Che poi se nel caso ti rapiscono, dicono c'è il borsone, aprono il borsone e dicono tutto quello che ti muovi. E se lo mettono? No, mica le negozi, se lo mettono, perché c'è quello? Perché quando vado a fare i furti vedo che li mettono così. Facile. Tu devi essere sempre finto tondo quando si rapisce. Che coglione, che coglione. Sì, ma così non è che fai il finto tanto, così fai proprio il... Usa la parola, ma il coglione. Ride che a me mi hanno rapito più di una volta. Ma? Che figo! Assena del Cerignola! Ehi, 1-0! Troppo forte! Troppo forte, fra. Una fila di merda, non troppo forte. Voto! Che siete? Ci compagni me? È tutto a posto. Beh, bidate alla. Ci sta, ma come mai quello sta a terra? Che ne sa? Pure l'ho visto. È successo prima un mezzo casino. No, E stanno parlando adesso i vice tra di loro, stanno risolvendo. Ok, vabbè. E niente. No, Beh, a te ti ci vedo bene come ballerino. Al massimo, Vuoi sapere secondo quanto me, prende una la cosa spogliarellista? giusta, perché siamo veramente in Ma io non tanto. sono uno E più di spogliarellista. 10 non Vuoi possono sapere andare a quanto trattino. prende una No, possiamo spogliarellista in questa se non città? sbaglio, perché comunque non è che deve diventare una free room, ma poi può essere anche che diventi. Però non è tipo il fatto. Infatti, quella è la mia paura. Cioè, non. Il sai. fatto delle 10 persone, se non sbaglio. Il fatto sì. delle 10 persone è proprio per non solo offrire Tanto rimango povero. No, per rapimenti oppure per Bel, ma tu incontri noi vieni? possiamo andare se non sbaglio. Tu vieni, caro? Con noi? A rapire? No. Incazzi, però almeno quando facciamo le 10 riunioni minuti. mettiti con l'outfit elegante nostro. Ma era appena entrato. È Sì, hai appena ragione, entrato però... lui. Oh, Vabbè, Marco! capito. Porta Oh. rispetto a Vatucci, da stai zitto. Oh. Allora, bella. Vabbè, comunque, secondo me, per il numero di persone che siamo adesso in città, si riesce a fare anche due cose a tempo. Una squadra per i campi e una squadra per prendere i sangue blu. Sì, si potrebbe pure fare. Perché comunque siamo tipo una ventina adesso. Quanti è che siamo? Boia. Sai che non lo so, se vuoi ti vado a contare 1, 2, 3, Lì 4, sono, 5, lì sono in 6, 5 che parlano. Qua siamo in 7. 5, Ragazzi, siamo 10. tutti quelli che stanno cambiando. Ma tu devi fare il conto, se Felice sceglie chi è che vuole andare a fare il rapimento. E se metti caso sceglie dobbiamo più forti essere per il 10. rapimento. E se metti caso sceglie la persona più forte per i rapimenti, chi è che va Ma a fare i campi? sicuramente perché le Bello. persone devono sparare perché sangue blu non scherzo. Sono coglioni, no? Princess? Capito? Un palo così grande. Senti una roba, uno vieni secondo me. Allora io so che... Raga, scusate, io stacco un po', poi rientro più tardi.
Va bene, vi. Ok. Ciao ciao. Ciao ciao.